Benvenuti, oggi è sabato 24 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:23 e tramonta alle 19:41. La luna sorge alle 22:23 e cala alle 11:47. Oggi si celebra San Bartolomeo. Il nome Bartolomeo ha origine ebraica e significa figlio della terra arata. Oggi 24 agosto si celebra il Waffle Day, giornata in cui venne brevettata negli Stati Uniti la piastra per il dolce nord europeo da Cornelius Swarthout. I waffle sono una prelibatezza amata da molti, soprattutto nelle regioni del nord Europa. La loro storia è antica. In pieno Medioevo un abate e un fabbro inventarono in Belgio i waffle, come li conosciamo oggi, cotti in piastra di ghisa a forma esagonale, simile a un alveolo. Ma è nell'antica Grecia e Roma che i waffle furono ideati, in forme rudimentali e preparati sul fuoco. Dal Medioevo in poi questi deliziosi dolci, croccanti e soffici, sono diventati una parte integrante della cultura culinaria di paesi come Belgio, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca. Sono 63 le candeline per Sigfrido Ranucci, uno dei simboli del giornalismo d'inchiesta italiano. Ha preso il posto di Milena Gabbanelli alla conduzione di Report e settimanalmente cerca di svelare truffe e comportamenti disonesti dentro e fuori le istituzioni. Festeggia 77 anni lo scrittore brasiliano Paulo Coelho. Nel corso di un pellegrinaggio a Santiago de Compostela vive un risveglio spirituale che racconta nel libro Il cammino di Santiago. In questa circostanza Coelho non solo ritrova la fede cristiana, ma capisce anche qual è il suo reale destino: diventare scrittore. 2 anni dopo pubblica L'Alchimista, libro che vende 30 milioni di copie e che gli dà il successo internazionale. I suoi libri sono tradotti in oltre 80 lingue. Infine, oggi compie 55 anni l'attore Pierfrancesco Favino. Dopo un debutto a teatro e sporadiche apparizioni cinematografiche e televisive negli anni 90, partecipa per la prima volta a un film di successo nel 2001, quando è fra i protagonisti dell'Ultimo bacio di Gabriele Muccino. Da lì in poi recita in moltissimi film, anche hollywoodiani, diventando uno dei migliori attori italiani della sua generazione. Il 24 agosto del 1962 la lira diventa moneta nazionale, con la firma da parte di Vittorio Emanuele II della legge numero 788 che introduce l'unificazione monetaria. Lo stampo delle lire viene affidato alla Zecca di Torino, affiancata dagli stabilimenti di Milano e Napoli, gli unici autorizzati a battere moneta. Sapete qual è la città più inquinata del pianeta? Nel 2005 è stata dichiarata Linfen, una metropoli di 4,5 milioni di abitanti nella provincia cinese dello Shaanxi. È circondata da miniere di carbone, il combustibile più inquinante in assoluto, che determina un 30% di incremento di mortalità rispetto alla media nazionale. Recentemente New Delhi è stata definita per la 4ª volta dal 2018 la capitale più inquinata del mondo, con la qualità dell'aria peggiore. A stabilirlo è stato il World Quality Report 2023 dell'organizzazione svizzera IQ Air. Buon weekend ai 12. Oggi non potrebbe iniziare meglio la giornata proprio perché il Sole e la Luna sono in un perfetto trigono armonico. La Luna sta per entrare in Toro e il Sole è solidamente nei primi gradi della Vergine. Cosa vorrà mai dire questo trigono? Un po' più di attenzione pratica per i 12. Vediamo come Ariete. Sicuramente la vostra attenzione pratica è relativa ad una Luna di seconda casa, quindi a delle questioni economiche, pratiche e materiali. Oggi saprete essere di nuovo pratici e leader nel decidere qual è la cosa più conveniente da fare.
Toro, la luna oggi entra nei vostri gradi a portarvi morbidezza, affetto, un weekend molto romantico e piacevolissimo da passare in compagnia del partner. Era proprio quello che volevate, finalmente. I weekend che durante tutto quest'anno sono stati il vostro toccasana tornano a essere splendidi. Gemelli, la giornata di oggi prevede una luna un po' emotiva di 12ª casa, anche se ha smesso sicuramente di creare dei rapporti di tensione col vostro Giove e il vostro Marte, ma non rinuncia a Saturno e neanche Venere, quindi siete sempre più convinti di voler evolvere sentimentalmente e magari di dismettere alcuni rapporti affettivi. In tutto ciò proprio Saturno vi spinge a creare un nuovo progetto in una ambiziosa collaborazione lavorativa sognato come un ideale che vorreste realizzare. Cancro, la giornata di oggi prevede una luna alquanto divertente, amica, e parla di amicizie e di tanti desideri possibili. Oggi gli incontri saranno fortunati, soprattutto perché il sole vi darà carisma e voglia di fare e finalmente avrete avuto ragione di una disputa familiare o con il partner. Leone, la giornata di oggi è una giornata che prevede l'inizio di una luna in quadratura e quindi vi sentirete un po' stanchi, spostati e chiederete e invocherete, per meglio dire, l'aiuto dei vostri cari per gestire un po' una serie di situazioni familiari che non potete affrontare da soli. Oggi comunque si vedrà tutto il vostro carisma affettivo rispetto ai vostri familiari. Vergine, una luna di trigono che stimola un sole appena entrante nei vostri gradi e una bella Venere dalla vostra, quindi messe da parte le paure e le ansie, adesso dedicatevi un po' più all'amore. Bilancia, la giornata di oggi si apre con una buona notizia, il weekend è molto più sereno perché la luna ha dismesso la sua opposizione, quindi l'umore risale e oggi vi sentite più armonici, con la voglia di vedere amici di giorno e di essere un po' più misteriosi e seduttivi la sera. Scorpione, la luna oggi entra in opposizione, quindi probabilmente ci sarà bisogno della vostra presenza in ambito familiare, qualcosa comunque dal passato viene fuori rispetto ad una vecchia conoscenza di cui verrete a sapere delle vicissitudini e delle novità interessanti. Sagittario, la giornata di oggi dismette il trigono della luna e vi lascia ancora fare i conti con il vostro Giove e Marte in opposizioni che vi riempiono sempre di cose da fare anche questo weekend. Troverete però il modo di dedicarvi alla passione. Capricorno, giornata interessante perché Sole e Luna sono in perfetto trigono tra di loro e con voi, quindi inizia uno splendido weekend in cui non potreste desiderare di meglio che non godervi la vostra pace, la vostra serenità e i vostri risultati. Acquario, la Luna oggi entra in quadratura per cui umoralmente sarete un po' meno fluidi del solito, probabilmente qualcosa vi impedisce di pensare in grande e vorrete proprio eliminare questi limiti proprio per innescare un nuovo corso alle vostre vicissitudini, quindi via il vecchio è un po' la vostra soluzione assolutamente preferita data la vostra natura di segno del futuro. Pesci, giornata oggi che prevede una luna amica e che rinsalda di nuovo i vostri legami affettivi e che vi vuole molto più comunicativi e affettuosi con le amicizie. Godetevi quindi una giornata all'insegna della comunicazione e dello scambio e nel riabbracciare allegramente le vostre vecchie conoscenze. Coppie di ballerini e attori che si baciano erano le scene più ricorrenti nel cinetoscopio, il precursore del proiettore cinematografico. Il celebre inventore Thomas Alva Edison lo mise a punto nel 1891, ricevendo il brevetto il 24 agosto dello stesso anno. Per alcuni studiosi il cinetoscopio di Edison segnò la nascita del cinema, 4 anni prima del cinematografo dei fratelli Lumière. Chi di voi non si è mai trovato in questa situazione?
Fate tutto il duro lavoro, vi impegnate al massimo e poi ecco che arriva qualcun altro a rubarvi la scena, prendendo il merito e l'attenzione che spettava a voi. Che fastidio, vero? Beh, gli inglesi hanno un modo per descrivere questa situazione: to steal someone's thunder, che in italiano possiamo tradurre con rubare il tuono a qualcuno. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. George Louis Borch coltiva fin da bambino una grande passione per le parole. A soli 7 anni scrive il suo primo racconto, a 9 realizza la sua prima traduzione. Questo scrittore instancabile attraversa il Novecento, diventando un'icona del realismo magico. Nel 1960 la sua vita subisce un drastico cambiamento. Dopo 20 anni di ipovisione diventa completamente cieco a causa di una malattia genetica. Questa oscurità influenza il suo immaginario. Nonostante il suo talento e il grande riconoscimento del pubblico, Borch non ottiene mai il premio Nobel, che gli viene negato per ragioni politiche. Ci salutiamo con la frase del giorno: io vivo per dominare la vita, non per essere schiavo. E per farlo al meglio prendete spunto dalle piccole cose che vi accadranno durante questa nuova meravigliosa giornata. E mi raccomando, vi aspetto qui domani. Buona giornata dalla vostra Martina.